Nel campionato di eccellenza si è giocata l'11ª giornata del ritorno. Il Licata supera per 3-2 fuori casa il Mussomeli. Il Canicattì pareggia 0-0 a Caccamo contro la Nuova Città di Caccamo. La Pro Favara è stata sconfitta dal Cussi Palermo per 2-1 in casa. La classifica vede al comando il Licata a 70 punti, segue Canicattì 59, Città di Sant'Agata 51, Parma Valledattolo 46, Mazzara 43, Gerace e Alcamo 36, Pro Favara 34, Castellammare 31, Mussomeli 29, Cussi Palermo e Marsala 26, Nuova Città di Caccamo 25, Partinico Daci 11, Castelbuono con 6 punti. In promozione il derby agrigentino tra Camarat e Libertas era Calmuto finisce con la vittoria del Camarat grazie alle reti di Gnoff e doppietta di Traina. Con questa vittoria la squadra camaratese si porta a 23 punti, scavalcando in classifica la FC Gattopardo che ha pareggiato 4-4 contro la Folgore. Il Casteltermine esce con un bare dalla trasferta di Partinico di 1-1 contro il Don Bosco Partinico. La classifica vede al comando l'Oratorio San Giro e Giorgio 62 punti, segue Don Carlo Misilmeri 59 con 2 partite in meno, visto che la squadra palermitana aspetta il risultato della partita contro il Salemi, che dovrebbero dare i 3 punti questa settimana, e la partita sospesa contro l'Olimpica Agras. Salemi 57, Monreale 51, Olimpica Agras 49 con una partita in meno, Casteltermini 44, Folgore 40, Albatros Lercara 39, Vallelunga 37, Don Bosco Partinico 30, Balestate 26, Camaret 23, Gattopardo 22, Villabate 21, Libertas Racalmuto 14, chiude Borgonovo con 10 punti.